E anche Super Lari sta arrivando. Grande Super Lari. Buongiorno super amici e benvenuti a un nuovo episodio di Sentieri nel Bosco. Oggi giovedì 5 novembre, da domani ci bloccheranno con l'ennesimo lockdown. Allora io e la Lara abbiamo deciso di fare l'ultima scarpinata nei nostri boschi. Arcumeggia, il fantastico paesino borgo dipinto, fino a Monte della Colonna. Direzione però quando prendete il sentiero è da Arcumeggia al Monte San Martino. Campanaro. E adesso vi mando qualche immagine del paesino di Arcumeggia e vi spiego il perché è il borgo dipinto. Arcumeggia è il primo paese dipinto d'Italia. Nel dopoguerra il borgo, con vocazione prevalentemente agropastorale, ha subito un forte spopolamento progressivo e per cercare di rivitalizzare il paese, che gode di una posizione eccellente, nel 1965 si è deciso di iniziare a decorare i muri delle case con dipinti di autori di fama nazionale ed internazionale. Attualmente sono oltre 160 dipinti murari presenti e osservabili passeggiando per le viette del borgo. Questo super amici, se vedete di qui, sono tutti i disastri che ha fatto l'acqua che è scesa giù da monte verso valle di qualche mese fa. In questa zona qui, vicino al lago Maggiore, ha fatto dei disastri micidiali. Alberi sradicati, abbattuti dappertutto. E tutti gli alberi qui in giro ne sono la testimonianza del casino che ha fatto questa acquazzone. La dritta più grossa che vi posso dire se venite su in queste zone è prenotare prima il ristorante che sta a Arcumeggia, dove fanno una polenta eccellente, misto tutte le varie cose buone di montagna. La mattina potete salire, arrivare o al San Martino o al Monte della Colonna, per poi scendere verso mezzogiorno alla 1, mangiare al vostro ristorantino che ha una terrazza panoramica spettacolare per visitare il paesino e poi scendere e tornarvene a casa. Che bella! Super fratelli, per proseguire per il San Martino si va in questa direzione qui. Avanti di qua non più di 10 minuti, un quarto d'ora siete arrivati a San Martino, dove si svolse la famosa battaglia di San Martino. Lari sta arrivando. Invece per prendere la forcella o il bivio che va su verso il Monte Colonna, superati i cavi dall'alta tensione venendo su dal sentiero, è la strada che va su di qua a sinistra. Non ci sono mai andato, comunque dovrebbe essere questa qua. Una bella cavalcata in mezzo al bosco sul finale. Fratelli, Lari è rimasta un pezzo indietro perché sta arrivando il tramonto e prima che vada via il sole volevo filmare la cima. Che spettacolo! Che spettacolo! La vista si perde, è veramente bellissimo, è veramente stupendo, bellissimo. Oggi siamo partiti dopo il lavoro, 2 ore e 600 più o meno di dislivello, sono 500 e qualcosa. Farli tutti così, 2,5 partiti sul sentiero e 4,5 in cima. Guardate là, se vedete, si vede la chiesetta del San Martino, vuol dire che quello lì è il San Martino. Hai visto che vista? Che spettacolo! Ma che spettacolo! Fine della croce, sempre
e rigorosamente, perché ci porta sempre su ogni volta. Super fratelli, se anche questo video vi è piaciuto, mi raccomando metteteci sempre un bel like, iscrivetevi al canale e dal fantastico paesino di Arcumeggio, dal fantastico Monte della Colonna è tutto. Oscar Larissa, e siamo stanchi perché abbiamo lavorato, poi siamo andati a camminare, adesso suona anche la campana, grazie alla zia. Buona serata a tutti, vi voglio bene, domani parte il lockdown, speriamo in meglio, speriamo, restiamo uniti fratelli.